abbiamo cercato di trovare una traccia su cui poi muoverci sia nella composizione sonora che nella composizione istantanea del movimento. Sì, sicuramente ci sono due componenti, una componente già lavorata, quindi lavorata in sala e lavorata anche attraverso degli scambi tra me e Anna che vanno avanti da molti anni, e in qualche modo invece c'è un'improvvisazione, quindi c'è un carattere che gioca su quello che accade nel momento, quindi il movimento che produce Anna ma anche il movimento che produce il suono in qualche modo si scambiano le parti continuamente, quindi non ci riguarda molto dire cosa è danza e cosa è suono e movimento, ma lavoriamo come se fosse, diciamo, un magma unico di cui ci scambiamo le parti continuamente e costantemente. È un po' questo il gioco che cercheremo di fare questa sera qui. Il suono della mia città è molti suoni. Roma è una città polifonica, poliritmica e multistrumentale, direi, che produce molta noise, ma anche musica pop in qualche modo, e chiaramente lo dico in una maniera metaforica, e il suono che ascolto sempre è quello di ferrovie, fondamentalmente perché ho casa che guarda una stazione dei treni e tanto altro che arriva dalle strade fondamentalmente. Chiaramente il suono della città è anche il suono che poi scegli di vivere, come anche Martina stava dicendo, no? Perché ci sono molte zone che, anche se fanno parte della tua città, non sono luoghi che vengono, almeno che io ho frequentato per molto tempo. Il suono, rivolgendomi forse proprio a dove vivevo, è stato un suono delle case di ringhiera di Milano, e quindi di finestre sempre aperte in primavera e di grandi di tante voci e tanti odori che in qualche modo diventavano suono.